Allora, smaniosa di farsi intervistare, era qui che ci insisteva, mi può confermare Certo. Valentina Moro, che proprio ha detto, non posso resistere oltre a stare a guardare gli altri, voglio assolutamente parlare. L'ha in realtà presentata poco fa la Presidente Clara Campese, parlando di questa iniziativa, di queste giornate di studio, di narrazione, di approfondimento sul mondo dell'equitazione fatte con Marco Scelli, di cui lei è responsabile. La colpevole è lei. La colpevole sono io. Vogliamo spiegare un po' come è nato questo progetto e poi che cosa sta già meditando? Allora, il progetto è nato in seguito a un paio di incontri con Clara in cui si è discusso dell'importanza della storia dell'equitazione, non della storia come di qualcosa di vecchio che è accaduto su cui comunque ritornare, però come passato, come nostro passato, insomma, come qualcosa che ha contribuito a renderci quello che siamo. E quindi in seguito a questo si è pensato di fare questo ciclo di incontri in modo da rendere tutti a conoscenza delle radici del nostro sport. E devo dire che per chi ha visto le foto fatte nelle altre circostanze potete essere davvero soddisfatti, perché c'era la gente che cercava posto in corridoio. Veramente, considerando che sono fatte in un giorno lavorativo, di pomeriggio, vedere così tanta gente e cosa che secondo me è importante anche vedere un Argenton che viene ad ascoltare, sì, dà il senso di un successo che davvero è... Sì, il successo, essendo anche la prima iniziativa, secondo me c'è stato, secondo noi assolutamente sì, grazie anche ovviamente a Umberto Martuscelli che è un pozzo di scienza. Non solo un pozzo di scienza, ma è anche riuscito a rendere la cosa fruibile a tutti, a non rendere, sì, a non farla troppo tant'è noiosa. Che io so che lei sta pensando a qualcosa, ma non so che cosa. Allora, in realtà non sto, ma stiamo anche con Clara pensando alla realizzazione di una biblioteca in tema equestre. Però la nostra idea non è tanto quella di fare una raccolta di libri come ce ne sono anche altre, perché in realtà fare la raccolta di libri è una cosa anche abbastanza semplice, però è una cosa che non dà molto seguito, nel senso che una volta raccolti i libri, una volta saputo che questi libri sono in un posto, questi libri generalmente rimangono nel posto e nel giro di qualche anno vengono purtroppo dimenticati. L'idea nostra invece è quella di fare una biblioteca che rientri proprio nel sistema nazionale delle biblioteche, quindi qualcosa che continui a navigare in rete, che sia comunque sempre a disposizione di chiunque, sia nell'ambito sia non nell'ambito, voglia fare delle ricerche. Ultima cosa, altro stimolo che mi è arrivato dalla nostra Camera in decisione di quest'oggi, è raccontare cosa è stata la sua, cambiamo argomento, la sua estate con i bambini. Almeno sorride, già qualcosa, abbiamo rotto il ghiaccio, è un passo avanti, meno panico. Allora, diciamo che la mia estate con i bambini è stata faticosa. Noi abbiamo realizzato delle settimane di centro estivo, tutte a tema chiamiamolo storico, nel senso che ogni settimana ha avuto un tema dedicato alla storia dell'equitazione. E questa è stata una mia piccola sfida, perché volevo dimostrare che la storia non è una cosa noiosa o pesante. Ma i bambini come hanno reagito? Ai bambini è piaciuto un sacco. Ai bambini è piaciuto un sacco, si sono immedesimati molto, al punto che ho avuto una settimana che ho dedicato alla storia dei fratelli Dinzeo, richiamandomi comunque al libro di Umberto Martuscelli, e ho dovuto ripeterla ben 4 volte, perché hanno voluto ripeterla pur avendola già fatta per 4 volte. Mi è piaciuto un sacco e... Sì. I fratelli di Zero Mancinelli e Argenson sono la storia della... Sì, sono la storia olimpica i bambini l'hanno presa... Sono le medaglie olimpiche, sì. Sono veramente... Per chi come me è un po' più vecchio di voi, cioè siamo cresciuti sognando di Dinzeo e Mancinelli, quindi assolutamente sono persone che fanno parte della leggenda. Allora, io vi ringrazio, e dal comitato del Veneto
ringrazio il nostro ospite, ringrazio chi si è prestato anche in questo caso a fare queste riprese. Rinnovo sempre, può essere noioso, l'invito a condividere questi video, perché è il modo di raccontare in maniera semplice, in maniera leggera, la vostra passione anche a tutte quelle persone che magari potrebbero vedere questi video sui vostri profili e che di queste cose prima di adesso non sapevano nulla. Grazie.